Notizie preoccupanti sempre di più da parte della Zanussi, come diceva lei praticamente una Fiat che chiude qua a pochi chilometri da casa. Beh, per noi è come se chiudesse la Fiat, è la madre di tutte le battaglie, questo lo diciamo in maniera tale che tutti abbiano ben chiara com'è la posizione. Ho sentito anche ieri sera Deborah Serracchiani, siamo assolutamente in sintonia tra governatori, ma anche la volontà di dire una cosa importante, che dietro a questa nuova paventata riduzione del personale si nasconde fino in fondo, ormai lo si legge, la volontà di dismettere del tutto la presenza di Electrolux nei nostri territori. Così per noi non sarà. Capiamo le difficoltà del sistema paese che non è in grado di creare le condizioni fino in fondo, prova ne sia che Electrolux ci annuncia nuovi insediamenti o nuove linee che vanno in Ungheria e in Polonia. Sappiamo di avere il 68,5% di tasse di media di pressione fiscale contro una media europea del 46%, però non esiste che si metta in discussione la presenza di una realtà come questa nel nostro territorio. Noi faremo la nostra parte, la stiamo facendo nel limite del possibile, visto e considerato che non abbiamo competenze di legge per fare nuove leggi o per fare interventi su cuneo fiscale, che sono quelli che servono per la diminuzione della pressione fiscale e creare condizioni perché questa impresa resti qui. Dico solo che il governo dia un colpo di reni, approfitti della legge di stabilità in discussione in questo momento in Parlamento per dare un grande segnale, perché la ripresa dell'economia non la possiamo programmare quando tutte le imprese se ne saranno andate. Lei e la Serracchiani fate fronte comune, quindi Veneto e Friuli, chi altro si può tirare dentro in questa battaglia? Guardi, io e Deborah, il presidente Serracchiani, siamo assolutamente in totale e piena sintonia su questa partita. E il problema del Friuli Venezia Giulia è il problema dei Veneti, il problema dei Veneti è il problema del Friuli Venezia Giulia. Non ci stiamo alla guerra tra poveri, non è che salvando i lavoratori di Susegana e facendo licenziare quelli di Porcia si risolve il problema o viceversa. Non vogliamo fare fronte comune e lo faremo fino in fondo. Per quanto riguarda Electrolux è scandaloso quello che sta accadendo, ci dicano con chiarezza che vogliono dismettere la loro presenza in Italia, nelle nostre regioni, per noi è come se chiudesse la Fiat a Torino. Ho sentito anche ieri sera Deborah Serracchiani, siamo totalmente in piena sintonia. Il problema del Friuli Venezia Giulia per Electrolux è il problema dei Veneti e il problema dei Veneti per Electrolux è il problema del Friuli Venezia Giulia. Niente guerra tra poveri, capiamo le difficoltà delle imprese che in un sistema paese come quello italiano, che non riesce a creare le condizioni per le imprese, le fa scappare. Capiamo di avere una pressione fiscale media del 68,5% contro una media europea del 46% e contro una Carinzia che fa pagare il 26% di pressione fiscale. Il governo si dia una mossa, dia un colpo di reni forte, approfitti della discussione in Parlamento della legge di stabilità per rilanciare l'economia. Un'economia che va rilanciata non dopo aver chiuso tutte le imprese, ma va rilanciata prima. Cuneo fiscale, più soldi in busta paga dei lavoratori, diminuzione della pressione fiscale e tutta una serie di defiscalizzazioni per promuovere l'economia, iniziando da queste imprese tipo Electrolux, che non deve licenziare dipendenti ma deve investire ancora di più qui da noi e assumerne, anche perché Electrolux ci dà come alternativa non la chiusura di linee produttive punto, ma ci dice che le trasferirà in Ungheria e in Polonia. Questa è la prova provata che il prodotto funziona, ma non ci si può dimenticare dei nostri lavoratori che hanno la maestria e conoscono bene queste produzioni e soprattutto e in particolar modo di un indotto che assieme ai lavoratori vive di questo comparto. Ma li capisco fino in fondo, guarda, li capisco anche perché il grido d'allarme che si solleva da questa occupazione deve essere colto a tutti i livelli, ai livelli di pubbliche amministrazioni, di comuni, di province, di regioni, del fatto che comunque il governo debba intervenire, perché ricordiamolo fino in fondo, noi possiamo essere presenti sul fronte degli ammortizzatori sociali, possiamo essere presenti con la nostra finanziaria regionale per quel che si può fare, per quello che è previsto dalla legge, ma chi può decidere le sorti di un paese è l'azione del governo e del Parlamento. In questo momento il Parlamento discute la legge di stabilità. Si approfitti della legge di stabilità per introdurre i correttivi giusti per far restare l'Electrolux insediata qui da noi in Veneto, come in Friuli Venezia Giulia, piuttosto che nelle altre regioni, dove è presente, e non si faccia una legge di stabilità come quella che è stata proposta al Parlamento, che non serve a nulla per le imprese.